Lo schianto frontale violentissimo, i due occupanti dell'Audi, due settantenni di Vittorio Veneto che perdono la vita, un'intera famiglia sull'altra vettura, una Passat ferita e trasportata d'urgenza all'ospedale. È stata una domenica tragica, quella di ieri a Pederobba, teatro dello scontro intorno alle 18:30, la Feltrina, a un paio di chilometri dallo svincolo Peronigo. A perdere la vita Lucio Ottoniello, 72 anni, e la moglie Irma Schweiger, di 70, feriti mamma, papà e i due figli di 6 e 10 anni trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale a Montebelluna e Treviso. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri, rimasti a lungo sul posto insieme ai vigili del fuoco per effettuare i rilievi. Forse l'alta velocità, forse un tentativo di sorpasso finito male, forse un'invasione di corsia causata da altri fattori. Toniello è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso, la moglie è deceduta sul colpo. Lungo e complicato il lavoro dei soccorritori per estrarli dalle lamiere dell'auto. Rientravano a casa dopo una gara di golf ad Asolo. Geometra in pensione, il 72enne era appassionato non solo di sport ma anche di musica e pittura e aveva coinvolto la moglie, originaria di Pieve di Cadore, molto attivi e molto conosciuti a Vittorio Veneto, dove la notizia della loro improvvisa scomparsa ha sconvolto i tanti che li conoscevano.